Bene, un buongiorno, un benvenuto a tutti i presenti, a quanti ci stanno seguendo da remoto. Un recente studio a firma di un team di ricerca dell'Università di Gottinga in Germania e dell'Unione per la conservazione della natura e della biodiversità della Thun Institute di Braunschweig, in cui i risultati sono stati pubblicati sul giornale di ecologia applicata, ha dimostrato come le cave, nello specifico di calcare, rappresentano un habitat importante per le api, che va tutelato se si vuole contribuire alla salvaguardia di questi insetti essenziali per l'impollinazione. Il dottor Felix Kirsch dell'Istituto per la Biodiversità del Thun Institute e autore principale dello studio ha affermato che le cave forniscono un habitat prezioso per le api selvatiche e non e altri animali e piante. Il tema di ricerca infatti ha esaminato la comunità di api in 19 cave, per lo più in disuso appunto nella regione di Gottinga. I ricercatori sono stati in grado di identificare 114 specie, tra cui 35 specie in via di estinzione. Hanno studiato quali caratteristiche delle cavi come dimensioni, età, copertura di alberi e fiori sono importanti per le api e se la struttura del paesaggio circostante gioca un ruolo. È stato scoperto che le vecchie cave, che erano ben collegate alle vicine praterie calcaree, avevano popolazioni più stabili di specie anche in via di estinzione. In Piemonte la cava di gesso Nosei a Cocconato d'Asti è diventata una stazione di biomonitoraggio, evidenziando come il lavoro delle api non è solo finalizzato alla produzione del miele, ma è anche analisi ambientale. Ebbene, si inserisce in questa scia virtuosa il progetto che viene presentato oggi, Cave Amiche delle Api, con il quale si vuole far sì che una cava possa diventare un generatore di effetti positivi ambientali e sociali e anche autoalimentarsi economicamente. Al termine della coltivazione dei siti di estrazione, infatti, le cave devono tornare per legge all'uso agricolo originario, anche attraverso progetti innovativi. Tuttavia possono trasformarsi in risorse strategiche per l'ambiente, come aree di produzione di energie rinnovabili, aree di ricarica della falda, bacini di raccolta per le acque per irrigazione al servizio di consorzi di bonifica, agricoltori, gestori idrici. Possono infine appunto diventare perfette oasi per le api, essendo state lasciate a riposo per lungo tempo da pratiche agricole. Infatti gli aree di cava risultano prive di sostanze chimiche nocive comunemente utilizzate in agricoltura, trasformandosi così appunto in un rifugio sicuro e incontaminato, favorendo la biodiversità e sostenendo l'equilibrio ecologico. In Veneto le cave sono distribuite in tutte le province, concentrandosi in particolar modo nel Veronese, Vicentino, nel Trevigiano e anche Padovano. Proprio per la loro distribuzione diffusa sul territorio sono siti ideali per ospitare azioni coordinate e dirette che possono dare un forte impulso positivo alla sostenibilità, contribuendo alla cura e al risanamento ambientale del Veneto. Il progetto Cave Amiche delle Api non solo mira a creare delle oasi per la vita delle api, ma vuole creare anche una collaborazione con le comunità locali e associazioni in vista di benefici comuni. Le api non sono solo un patrimonio per la biodiversità, ma svolgono anche una fondamentale azione di biomonitoraggio, che significa fornire una descrizione di un luogo dal punto di vista dei possibili inquinamenti. L'api, insomma, è un buon rilevatore ecologico e parimenti al miele è un'impronta geografica del territorio. Ecco perché progetti come questo meritano di essere valorizzati. Le potenzialità delle api nella ricerca e nella salute dell'ambiente sono vastissime e ancora inesplorate. Sono certo che proprio a partire da questo tipo di iniziative le nostre capacità di lasciare un'impronta positiva sull'ambiente possano significativamente migliorare. Ringrazio veramente l'Albo Cavatori del Veneto e l'Associazione Apicoltori del Veneto, che con questa collaborazione fanno comprendere e capire quanto si possa fare anche in ambienti che normalmente vengono, mi permetto di dire, denigrati sul territorio. Invece si può fare tanto e di positivo per il nostro Veneto. Quindi lascio a voi appunto spiegare al meglio questo progetto e do la parola all'amico Gerardo Meridio, che è un po' timido, ma no, scherzo, lui con situazioni di questo tipo è piuttosto avvezzo e quindi sicuramente gestirà al meglio la conferenza stampa di oggi. Gerardo, prego. Grazie Presidente.
E permettetemi questo, innanzitutto un ringraziamento alla Regione del Veneto e al Presidente Ciambetti e al Presidente della Commissione Agricoltura Andreoli e vedo anche il consigliere Formaggio, perché il Veneto per questo mondo particolare e particolarmente importante che è quello dell'apicoltura ha un'attenzione notevole. Con la Regione la nostra associazione ha avviato tantissimi progetti che sono tutti in corso, ma anche di natura internazionale, dall'Angola all'autostrada delle api, la pedemontana autostrada delle api, e abbiamo una collaborazione notevole. Perché? Perché le api sono in un momento di grande difficoltà. Lo sono ancora di più gli apicoltori che gestiscono questo prezioso insetto, che tutti voi sapete la sua importanza, non occorre ricordarla, però un particolare va sottolineato. La mancanza delle api non creerebbe solo problemi all'uomo, non mancherebbero solo la frutta, il miele, ma tutta la catena alimentare, agroalimentare verrebbe meno. Perché una cosa che viene sempre sottovalutata è che tutti i foraggi, o quasi la gran parte dei foraggi, ci sono grazie all'impollinazione delle api. E quindi la mancanza delle api fa venir meno anche quel settore alimentare che va agli animali per poi arrivare a tutto quello che troviamo sulle nostre tavole. Ma perché stanno male le api? E fino a poco tempo fa si parlava e si diceva sempre il problema è l'agricoltura, i prodotti fitosanitari, eccetera. Allora, io credo che con il mondo dell'agricoltura si è arrivati a trovare una collaborazione che va incentivata per evitare appunto l'uso di pesticidi che danneggiano questo mondo, ma danneggiano anche l'uomo. Però lì ci stiamo lavorando tutti assieme, anche con le associazioni degli agricoltori. La vera novità di questi ultimi anni è che le api stanno morendo di fame. Ed è un po' una novità. E muoiono di fame perché? Perché non trovano più il nettare nelle piante. E questo è legato a due elementi. Uno è l'uomo, che taglia sempre di più alcuni alberi nettariferi per piantarne magari di non nettariferi, o per la desertificazione delle campagne, che hanno sempre più colture intensive che non sono nettarifere, e dall'altro è il mondo del clima. Se voi pensate e ripercorrete il 2024, l'Italia ha prodotto l'80% in meno del miele, 80% in meno, a causa dell'andamento climatico. Freddo gennaio, febbraio, marzo, fioritura aprile-maggio della caccia nel nostro territorio, che è una delle fioriture principali, pioggia per 2 mesi. Poi un caldo incessante giugno e luglio, periodo della fioritura del tiglio e del castagno, e poi pioggia di nuovo. Quindi produzione azzerata. L'Italia produce a malapena il 50% del miele che viene consumato. È chiaro che se l'Italia non produce miele, viene dall'estero, e quello che viene dall'estero spesso non è miele. E anche qui c'è tutto un lavoro di far conoscere quali sono realmente i mieli veri e i mieli che sono spesso sciroppo di glucosio ricavato dal riso o da altri prodotti. Quindi sta diventando quasi una nicchia l'apicoltura italiana. Come possiamo aiutarla? Ecco, in questo si innesta il progetto anche di oggi, promosso nella fase iniziale con gli amici dei Lions, che si sono fatti promotori, ma poi ne parlerà il rappresentante dei Lions, si sono fatti promotori di questa iniziativa di tutela delle api nel distretto e a livello anche nazionale, e con loro abbiamo appunto avuto un rapporto con i cavatori, perché cosa serve oggi per creare degli spazi che siano disponibili per le api? Serve creare un ambiente che sia utile per loro con fonti trofiche, cioè con piante nettarifere, con fiori nettariferi, ma con un'accortezza, e in questo io veramente ringrazio la Regione del Veneto, perché con la legge 14 dello scorso anno, con l'emendamento che è stato proposto dal consigliere Andreoli, approvato poi all'unanimità dalla Regione,
si è fatto sì che Veneto Agricoltura nei prossimi 3 anni produca per dare, regalare ai comuni e poi ai cittadini piante, ma con l'attenzione per le specie nettarifere, quindi a favore dell'ape mellifera. Ma cosa serve, dicevo a loro? Tante piante che abbiano delle fioriture diverse, a scalare. E ecco perché come associazione stiamo studiando, no? Ne abbiamo messo a conoscenza, Andreoli è andato addirittura a prendere alcune di queste piante in Cecoslovacchia, a Praga, perché il presidente Ciambetti le ha viste anche lui quando è venuto a visitare le nostre strutture. Ci sono delle piante che fioriscono in periodi diversi. E se abbiamo delle piante che fioriscono in periodi diversi, riusciamo a superare e ad affrontare il tema del clima. Quindi l'acacia, se invece di fiorire a maggio abbiamo piante che fioriscono a giugno, un mese dopo, probabilmente le piogge che abbiamo avuto avrebbero fatto sì che si producesse. Ma il problema non è solo di produrre miele, è proprio far sopravvivere le api. Quindi il progetto delle cave che si innesta in questo, creiamo degli ambienti per loro, con piantumazioni, visto che vanno ripristinate le cave, perché non ripristinare, come spiegava, e poi lo dirà anche il presidente dei cavatori, non le ripristiniamo a misura di api, cioè creiamo tutti questi spazi utili per questo prezioso insetto che fa star bene tutti noi e dal quale poi possiamo ricavare questo miele che ha appunto l'etichetta miele, in questo caso di tiglio e millefiori, ma il miele con il simbolo cave amiche delle api. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti. Saluto e ringrazio innanzitutto il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti. Troppo alto sono. Dicevo, saluto e ringrazio innanzitutto il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, per l'ospitalità, per aver creduto e sostenuto il nostro progetto. Ringrazio i rappresentanti dei Lions La Rotonda per averci messo in contatto con l'Associazione regionale apicoltori del Veneto e con il Presidente Gerardo Meridio. Nell'ambito del progetto ridiamo un sorriso alle api, permettendoci così di sviluppare un progetto che era nei nostri programmi del 2022 e che ora ha potuto trovare il giusto partner per prendere il via. Ringrazio la stampa per l'attenzione mostrata con la loro presenza a questo importante progetto. Ringrazio soprattutto i cavatori qui presenti che hanno aderito da subito e con entusiasmo al progetto, candidando le loro cave a diventare le prime cave amiche delle api. Oggi noi cavatori celebriamo un'iniziativa che unisce innovazione, sostenibilità e territorio, dimostrando come il nostro settore possa contribuire attivamente alla tutela dell'ambiente e al benessere della comunità. Con il progetto Cave Amiche delle Api facciamo un passo avanti nella gestione delle nostre aree, trasformandole in veri e propri poli di biodiversità. Grazie alla collaborazione con l'Associazione regionale apicoltori del Veneto, le nostre cave diventano spazi dedicati alla tutela degli insetti impollinatori, fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema e per la qualità delle produzioni agricole. Attraverso la piantumazione di essenze mellifere, la creazione di apiari e percorsi didattici, offriamo un contributo concreto alla salvaguardia della biodiversità e alla crescita della filiera apistica. Il nostro settore guarda avanti con visione e responsabilità. Le cave non sono solo luoghi di produzione di materiali necessari al territorio, ma anche spazi che possono generare valore per l'ambiente, per l'agricoltura e per le comunità locali. Lavoriamo per integrare sempre di più sostenibilità, tecnologia e tradizione, promuovendo progetti che rafforzano il legame tra industria, natura e persone. Il progetto Cave Amiche delle Api è il primo in Italia ed è un modello replicabile e innovativo che dimostra come lo sviluppo possa andare di pari passo con il rispetto per l'ambiente.
un impegno concreto per un futuro in cui l'equilibrio tra uomo e natura sia sempre più forte. Vi ringrazio. Lascio 2 parole. Buongiorno, ridimensioniamo. Sono Marina Genovese, una socia del Lions Club Vicenza La Rotonda, e volevo illustrarvi le finalità per cui ci siamo interessati a questo progetto sulle api e sulla biodiversità. Bisogna dire che uno dei principali scopi del Lions International è incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun vantaggio personale o economico. Lo stesso codice dell'etica lionistica richiede ai Lions di essere solidali con il prossimo. Un pensiero continuo che ci anima è quello di aiutare tutti coloro che hanno bisogno del nostro intervento in Italia e all'estero, facendo attenzione all'ambiente, alle generazioni future e alle strategie necessarie atte a migliorare la vita con azioni di servizio in aiuto ai bisogni delle comunità e delle persone. Queste sono le nostre radici che riflettono l'impegno a essere un'associazione che valorizza e accoglie chi vuole contribuire ad essere costruttore di solidarietà, attento ai bisogni dell'altro e della propria comunità. Persone che si impegnano ogni giorno a costruire un mondo migliore. In particolare l'ambiente è un tema centrale, affrontato con grande attenzione da Lions e da Leo di tutto il mondo. L'attività dei Lions si concentra su iniziative formative e informative, rivolte alle giovani generazioni, campagne di sensibilizzazione per proteggere la natura e gli habitat ed eventi pubblici per coinvolgere la comunità. Sono state lanciate campagne volte alla riforestazione delle aree urbane ed extraurbane, come 3 alberi per salvare il pianeta, promossa dalla rivista nazionale Lions, e il bosco diffuso, promossa dal Multidistretto Italia. Con il Service Nazionale Club a Impatto Zero piantiamo alberi e ricicliamo smartphone. Inoltre il Distretto 108 TA1 promuove il progetto Il pianeta non è un posacenere per sensibilizzare contro l'abbandono di mozziconi, e il Lions Vicenza La Rotonda ha attivato Salviamo le api e la biodiversità, diventato tema di studio nazionale da parte dei Lions Club italiani. Il progetto Alberi ed Api nasce dall'idea di associare le 2 icone e di piantare migliaia di alberi utili alle api, stimolando una forte collaborazione tra cittadini, imprese e comuni. Pensato e coordinato dal Lions Club La Rotonda di Vicenza, si avvale della collaborazione dell'Associazione regionale apicoltori del Veneto e del supporto operativo di Veneto Agricoltura. L'impegno del Lions è quello di sensibilizzare la popolazione su queste tematiche, organizzando incontri nelle scuole con un'attività di prevenzione rivolta ai più giovani e presso le comunità di riferimento. E grazie alla sinergia nata tra Associazione Regionale Cavatori, Associazione Regionale Apicoltori e scuole e la collaborazione tra enti locali, associazioni e comunità, si può andare veramente lontano. Schopenhauer diceva: da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Grazie. Un'ulteriore aggiunta: la direzione del settore attività estrattive della Regione Veneto ha seguito questa collaborazione fra Albo Cavatori e Associazione Apicoltori del Veneto, e appunto è una cosa che inserita all'interno della direzione ambiente ci servirà proprio veramente per monitorare lo stato di salute dell'ambiente del Veneto. Vincenzo Artico voleva essere qua, ma in questo momento è in commissione via sulle Olimpiadi, quindi altra cosa abbastanza impegnativa e di attualità per la Regione, quindi gli dispiace non esserci. Però appunto sarà una cosa che inizia, che cresce, che sarà costantemente seguita dalla direzione ambiente, perché utilizzeremo queste sentinelle a livello ambientale proprio anche per comprendere lo stato di salute della Regione del Veneto. Quindi veramente grazie per questa collaborazione
all'amico Marco Vaccari, all'amico Gerardo Meridio, ai Lions che danno sempre una, diciamo così, cornice anche etica che fa bene a progetti come questi, ma un ringraziamento veramente a tutti gli amici cavatori che vedo in sala che si sono resi disponibili per appunto accompagnare questo progetto. Grazie veramente da parte della Regione Veneto.